con il programma Io, Napoli e tu, condotto sempre da me, Nancy Di Somma, con la regia di Davide Guido, con la partecipazione di Michele Armenise, che chiama subito qui con me. Michele Armenise. Buonasera. Vi passo sempre dietro perché davanti non si può passare. Bravo. È un piacere stare qua per la terza volta, 1, 2 e 3, insieme a voi. Servizio, Sì, mi piace assai, a me stare in mezzo al pubblico è la cosa che mi appassiona, mi affascina, e stare sempre in compagnia di bella gente, tra l'altro, di bella gente, perché loro se guardano noi è perché è una brava gente, hanno l'animo buono, bravo. Perché Rocco Mangiato, se non vedono a Michele Armenise, a Nancy Di Somma, io Napoli e tu, non è serata, perché la serata si fa così. No, devono vederci, digeriscono meglio, dormono solitamente, noi siamo digestivi, camomille e siamo anche frizzantini. Logicamente sì. Infatti Frizzantini come il primo brano che andiamo a presentare adesso, che è sempre del tuo CD. Posso prenderlo? Prendilo pure, guarda qua, facciamo vedere. E questo sono io. No, sono io. Questo sono io. A diritto da Songhi. Vabbè, non dico niente. Non contraddiciamo. Ma perché? Non la faccio una femmina. Si chiama Nancy Di Somma che sta qua? No. Si chiama questo... Michele Armenise, questo sono io, ed è il mio lavoro discografico uscito da poco. Mica non farsi a uscire parecchie tempo però se lo volete comprare lo trovate ancora su tutti i network, sì, su tutti i network digitali, e in poche parole lo potete anche richiedere a Nancy Di Somma. Certo, potete chiamare me al 392, diamo i numeri, 392 460 2949 e quindi lo potete richiedere, ma non solo per questo, chiamate me anche se volete Michele Armenise alle vostre feste, ai vostri matrimoni, alle vostre comunioni, ai battesimi, cresimi, 18 anni, 15 anni, 50 anni. È detto ironicamente, vendino signori, vendino a sentire, perché sto io che ho cantato. Chiamate Michele Armenise e come si dice, è una garanzia di divertimento. Non stiamo vedendo i materassi, perché i materassi devono una garanzia. Michele Armenise vi può proporre delle belle canzoni. Che si possa fare? Ok, e adesso cosa ci con la presentazione di Nancy Di Somma. Se volete anche me come presentatrice, io ci sarò con molto amore. Andiamo a proporre la canzone del disco. Brano, sì. Lei, bellissimo questo brano. Lei. Allora tutte le lei. A tutte le lei. Lei. Ci danno una città, un mano pazza alla cercare, ma manca, adesso che lei non c'è più, accorgo quando sto c'è blu, ma manca, paghi in quel posto che andavo con lei, una speranza su che m'avrei, io che papassi tornando insieme a lei, che stasera. Lei, ma la sta solo, lei,
speranza, a dove c'è sta quella sua assenza di donna, il suo profumo rinda stanza, quella sua essenza è una speranza che torna e sente passi in da stanza con me, con mano scema ma pare a ruccia aperta ma storia su una mamma manca. Lei, sempre in dei pensieri, lei, luce mia, lei, non è fantasia, è un amore che non può fornire. Lei, ma lasciato solo, lei, bella Maria Lourdes, lei, se mette a paura in tuo scuro se non sta con me. Lei, ma lasciato solo, lei, bella Maria Lourdes, lei, se mette a paura in tuo scuro se non sta con me. Ma vado a cercare. Bellissimo brano. Lei. Ho ballato tutto il tempo perché è un brano proprio Ma vero? che spinge a ballare. Vero? Sì. Ma tanto io non l'ho vista. Eccolo qui accanto a E te. come così? Lei, ma non è azzurro, lei, luce mia, lei, non è fantasia, è amore che non può fornire. Brava! Ah, tiene una bella voce, gli chiedo pure. Poi faremo un duetto. Magari, a me piace cantare, ma sono Bene. stonata. Ma però, devo dire una cosa, Albano e Romina ce ne sono solo una persona, solo una coppia c'è. Vabbè. Non ce n'è imitazione, un po' di No, io voglio essere unica, non voglio fare. Vabbè, ma tu già lo sei. Ognuno deve essere se stesso, io non Tu mi già lo strumenti sei. di somma. Ecco, e già hai tante cose da fare. Ok. Comunque, in quelle tante cose che hai da fare, cosa mandiamo adesso? La pubblicità. Digifoto Art, servizi fotografici, riprese e montaggio audio-video, sviluppo e consulenza tecnologie informatiche, comunicazione, organizzazione eventi e spettacoli. Per contatti 334 93 83 903 oppure 333 41 55 960 www.digifotoart.it. Ci puoi trovare anche su Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Digifoto Art, it's media, it's art. Non c'è sta l'amore vero che ti penso, non c'è sta una tua aiuto che fa innamorare, non metterò. Ed eccoci qui negli studi della UES Record di Umberto Sanselmo e Serena Nardi. Qui con me c'è un cantante che si chiama Samuele e andiamo a salutare. Ciao Samuele. Ciao Nancy, piacere, grazie dell'invito. Mi fa piacere di stare qui con voi in studio di Umberto Sanselmo. Grazie a te di aver accettato l'invito. Voglio chiederti delle cose perché vogliamo chiedere, i telespettatori si chiederanno loro giustamente chi è Umberto Sanselmo, che è il proprietario dello studio di registrazione, che siamo qui, anche un tuo amico, giusto? Anche un tuo amico, avete scritto anche dei brani insieme e quindi io ti voglio chiedere del tuo ultimo CD, se è già uscito, facci sapere qualcosa insomma. No, allora il prossimo CD esce a dicembre con artista amicone Umberto Sanselmo,
Sono 10 brani inediti con tanti artisti. Quindi vari autori? Sì. Vari autori. Puoi dirci il nome di qualcuno? Allora, su questo disco ci sta, come autori ci sta Nino Forte, Umberto, e poi è tutto da scoprire. Ok, ma è il tuo primo lavoro discografico o ne hai fatti altri precedentemente? Diciamo che questo è il secondo, il mio lavoro discografico, però ho partecipato con vari artisti, però questo qua mi dà molta soddisfazione perché io sto partecipando a fare questo progetto con mio amicone Umberto Sansemmo. Ho capito, quindi è da poco che nasce Samuele, da quanti anni hai deciso di intraprendere questa carriera artistica? È da poco, sono un annetto, non lo so, non si so dire niente su queste cose qua. Capito, è una cosa che tu già da piccolo volevi cantare e l'hai messa in atto adesso, diciamo, sì. Quindi è una cosa che senti di voler portare avanti, giusto? Sì, perché ho fatto anche la scuola di canto e poi ho realizzato questo mio sogno di fare come mestiere il cantante. Quindi lo vuoi fare come mestiere, perché altrimenti io ti avrei chiesto cosa fa nella vita Samuele oltre al cantante, fai qualche altro lavoro o ti vuoi dedicare solo al canto? No, solo al canto. Solo questo mestiere qua mi basta avanza. Bene, giustamente, dici bene. Che cosa vogliamo dire ai telespettatori che ci ascoltano? Praticamente vuoi fare un saluto particolare? Non lo so, vuoi dargli qualche appuntamento prossimo, futuro? C'è qualcosa in programma oltre al disco, qualche serata? Non so. Per adesso ancora niente, però spero che ci seguite in tanti e spero che questo disco che stiamo progettando insieme all'artista Umberto Sansemmo ci dà tanti frutti. Certo, io ve lo auguro anch'io ovviamente, sia a te che a Umberto che è un bravissimo cantante, che anche lui è stato ospite della nostra trasmissione, come già sai nell'altra puntata abbiamo avuto anche il piacere di avere Umberto con noi. Adesso è toccato a te, io spero di portarvi fortuna sia io sia la MDN che ha organizzato questa puntata, logicamente portarvi un pochino di fortuna ad avere tanto successo, perché è bellissimo che chi ci crede veramente in questo lavoro possa avere successo, perché è una passione oltre che un lavoro, penso, sì. No? Quindi è una cosa bellissima. Non so che dire, se hai qualche altra cosa da dirci di te? Niente, saluto le persone che se ci stanno seguendo, seguiteci in tanti, niente di che, non mi posso dire nient'altro, è tutta da scoprire, a sorpresa. Ok, allora sorpresa, noi vi salutiamo qui, però prima di salutarvi voglio far dire i titoli dei brani che adesso vai a cantare, sì. Giustamente dell'ultimo lavoro, dell'ultimo sì. CD. Il titolo dell'ultimo CD non lo conosci ancora, giusto? Non lo puoi dire? È tutta sorpresa. Quindi non dovete aspettare, però i brani li possiamo dire, i titoli, sì, giusto? No. Il primo brano che andiamo a cantare è Guaglione Ca e il secondo Un giorno all'improvviso. Bene, gli autori? Gli autori, allora, il Guaglione Ca, Nino Forte, curato da Nino Forte, musica Umberto Sansemmo, sì. E poi Un giorno all'improvviso, sempre curato, arrangiatore Umberto Sansemmo. Bene, ha fatto un po' di tutto, dai, sì. Arrangiatore, cantante, diciamo che Umberto è un po' di tutto, lo sapevamo già. Quindi partiamo col primo brano, sì. Che si chiama, come detto, Il Guaglione Ca. Il Guaglione Ca, e ce lo ascoltiamo veramente. Noi vi salutiamo per il momento, rimanete con noi ad ascoltare Samuele con Il Guaglione Ca. A dopo. Samuele, Umberto Sansemmo e Guaglione Ca. Al tuo specchio, tu pittaghi l'occhio, una sette cotte, questo fa guardare. Dopo magari non devi che sta città, sempre più scullato, manco vedi può fermare. Quando sempre tardi, poi quando vanno a ballare, prima mezzanotte non si vanno a ritirare. E Guaglione Ca, sanno che non fa, però se va a guardare, ma come tu femmina. E Guaglione Ca, sono figli di mamma, sono una rarità, ma che belli femmina, che belli femmina.
E guaglioni casi di sapigliate fanno volare su troppe femmine. E guaglioni casi hanno rizzi si sono fatta così tra cuore e mano. Sono pronto pure a si spugliare, ma solo si fa innamorare. Senza parlare, non fanno già capire. E nessuno caso può trovare, ormai sono una verità. Sono più che carnalità. Fisso ogni mattina, latte e cappuccino. C'è che le canzoni per te dedica. Guardano computer, stanno sempre a messaggiare. Quando ci vediamo, a che ora vai a ballare? Come sei vestita, con chi esci a tu suonare? Tutti in discoteca, che stasera ma pariamo. E guaglione che sanno che non fa, però se va a guardare, ma come sono femmina. E guaglione che sono figli di mamma, sono una rarità, ma che belli femmine, che belli femmine. E guaglioni casi di sapigliate fanno volare su troppe femmine. E guaglioni casi hanno rizzi si sono fatta così tra cuore e mano. Sono pronto pure a si spugliare, ma solo si fa innamorare. Senza parlare, non fanno già capire. E nessuno caso può trovare, ormai sono la verità. Sono più che carnalità. E guaglione cazzo, ti fanno ingannare, solo come sguardo ti fanno innamorare. E guagiù. Solo i ragazzi vivi può trovare, a 16 anni sono femmine già. E guaglione cazzo, ti fanno ingannare, solo come sguardo ti fanno innamorare. E guagiù. Solo i ragazzi vivi può trovare, a 16 anni sono femmine già. Sono pronto pure a si spugliare, ma solo si fa innamorare. Senza parlare, non fanno già capire. E nessuno caso può trovare, ormai sono la verità. Sono più che carnalità. Un giorno all'improvviso mi innamora di te. Il cuore mi batteva, non chiedermi perché. Il tempo è passato, ma sono ancora qua. E oggi come allora ti prendo la città. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Torno all'improvviso, mi innamorai di te. Il cuore mi batteva, non chiedermi perché. Di tempo è passato, ma sono ancora qua. E oggi come allora Ti vedo la città. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Un giorno all'improvviso mi innamorai di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché. Il tempo ne è passato, ma sono ancora qua, e oggi come allora difendo la città. Solo colazione, sto cuore ci batte già. Che vuoi trovare a fame, da troppo chi sta qua. Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. il cuore mi batteva, non chiedermi perché. Il tempo è passato, ma sono ancora qua. E oggi come allora Difendo la città. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale.
eccoci qua, a fissare il televisore, perché stanno venuta stasera, ovvero no? È più bella la serata, si invierte. Vabbè, non esageriamo, anche i nostri ospiti sono belli. Ah, buono? Anche i nostri ospiti. Lascia correre, sì, da me si minuti e ci Siamo umili. Babù, vogliamo mettere l'Antoine? Mettiamo l'Antoine. Purissimo è bello, facciamo per i figli Antoine, facciamo per Antoine. Mandiamo la mia intervista con Antoine, a casa di Antoine. Allora, Antoine ci ha aperto le porte della casa sua, e insomma, ci ha trasuto. Ci ha fatto l'intervista. Ha fatto l'intervista, mi ha offerto il caffè, molto buono, direi, dolcini. Esatto. E poi ci siamo fatti l'intervista. Hai capito, Davide, tu che fai il regista, sei sempre dietro le quinte. Il caffè non le pigliate ancora. Allora, Antoine è l'intervista di Nancy di Somma. Antoine. E rieccoci qui ancora a casa di Antoine. Sempre fuori al balcone. Sempre fuori al balcone, col freddo, col sole, sempre ci stiamo pure abbronzando. Viva l'estate, il sole, il solo mio, sì, tu, voglio dire, le mie canzoni che sono sempre solari. Per la gioia dei fans e delle fans di Antoine, sì, perché devono sapere tutto di lui, anche se i fans già sapranno tutto. Vita, morte, miracoli. Qualcosa, lei mi sempre dice. Però qualcosa di nuovo ci sarà sempre. Io volevo chiederti una curiosità. Sì. Nella tua vita artistica, vabbè, molto ampia, sappiamo che stai, cioè praticamente canti da tanti anni, lavori da tanti anni, però i momenti belli, quelli che ti ha emozionato di più, i momenti particolari. Ce ne sono diversi. Uno di questi è quando sono stato ospite da Maurizio Costanzo, sai, quando stava la sigaretta, blan, 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 io stavo seduto in coppa, ma sto sognando, sai, io che uno che guardavo Maurizio Costanzo mi sono trovato lì, voglio dire, a cantare Gesù è tu, ho cantato toccami. Uno di questi momenti magici è stato questo qua, dice, secondo me, poi quando ho cantato con Nino D'Angelo a Piazza del Plebiscito per la Piedigrutta. Sì, infatti c'ero anch'io, era un pianone. Sì. Una cosa esagerata, duettare con Nino, voglio dire, è stata una cosa molto bella. Volevo chiederti, vabbè, tu hai conosciuto Maurizio Costanzo, che tipo è Maurizio da vicino, dal vivo, cioè come persona? Una persona molto schifo, devo dire, mi ha dato del lei. Non è stato affettuoso e carnale come sono gli altri, perché poi quando ho fatto Domenica In, insieme con Mara Veniero, sono persone eccezioni. Ma il signor Costanzo è una persona che ti dà un po' ti dà un po' un distacco. Però va bene così, voglio dire, è un professionista che va amato per quello che ha fatto. Quindi, vabbè, poi tu sei stato anche da Mara Venier, quindi... Sì, ho fatto Domenica In, ho cantato un consigliere, ho ospitato Domenica In, Mara Venier è un'amica, una grande persona. Veramente una professionista anche lei, però sì, più umile. No, più tranquilla, ma poi c'erano tanti... Nino D'Angelo, scusi se te lo chiedo, com'è caratterialmente Nino D'Angelo? Come lo vuoi? È come me, Nino, tu lo conosci. Io lo conosco. Una bella persona, Nino è un amico mio di sempre, ci vogliamo bene, ma Nino ama il pubblico, ama il popolo, è una bella persona Nino. Sicuramente. Io ricordo i momenti forti, vabbè, i momenti ci sono anche quelli simpatici, che ne so. Ho fatto uno spettacolo con Alessandro Siani, che mi è rimasto quando abbiamo fatto Movida con Alessandro Siani, mi sono divertito perché Alessandro è uno che la battuta ce l'ha pronta, si registrava lì, faceva uno spettacolo, poi io in diretta ne facevo una con Alessandro Siani, quando ho fatto Il Re con Carlo Cerciello, con Imma Villa, cioè sono secondo me dei momenti che tu veramente li hai fissati nella mente, non te li dimentichi più, perché sono belli, ti fanno sentire vivo. Ci sono anche quelli brutti, ma c'è stato anche qualche momento brutto. Sei chiuso sicuramente con Copporto. Hai avuto anche tu dei no, giustamente, un po' come tutti gli artisti, no? E hai reagito in quale modo? Io sono stato fortunato, io ho avuto sicuramente pure i no, sicuramente ho occupato l'ha già avuto Rapurino, no. Ma sai, quello fa il gioco della vita, non è a parte quell'artista, è proprio il modo di vivere, è chiaro che... No, perché giustamente, tu sai, gli artisti avranno le porte sbattute in faccia, ti faccio sapere che poi... Mai nessuno, non è avuto una volta sbattuto in faccia. Sicuramente, anche io volevo fare una cosa, non mi è andata, non ci sono riuscito, ma anche i più grandi, tutti quelli che hanno quasi tutto, cercano sempre di andare oltre e abbandonare una cosa più grossa. Certo, mai accontentarsi, vorresti sempre migliorare. Uno si vede che è arrivato, no, non si arriva mai. Non si arriva mai. No, vabbè, perché magari io ti dicevo, sai, uno può essere demoralizzato o demoralizzata nel campo, quanto ti vedi dire dei no, quanti ti vedi delle porte sbattute, bisogna reagire, cosa consiglieri, cioè tu come reagiresti? Antoine come reagisce a qualche no? Nella vita bisogna reagire, non nella
nella vita artistica, perché ogni di tu nella vita devi sempre affrontare le cose, e poi dico sempre che la speranza non deve morire mai, noi dobbiamo sempre sperare nella vita, in positivo. Perciò io canto positivo, perché la vita, cioè, non potremmo praticamente racchiuderci nel momento in cui abbiamo avuto un rifiuto, un dolore, e bisogna combattere. La vita è bella quando è tutto a posto, ma la vita è bella pure quando succedono i guai. Quindi dobbiamo essere positivi, come dici tu, ovviamente, il canto positivo di Antoine. Però non cantiamo solo positivo, anche se ogni canzone è positiva cantata da te, ovviamente. Vogliamo ricordare qualche tuo brano passato? Io adesso voglio mandare un video di un disco mio precedente che si chiama Prendimi così, il disco che tu conosci. Certamente. Un duetto di successo, A stessa femmina, che ho cantato con Raffaello, sempre scritta da me con Maurizio Palombo. Quindi mandiamo proprio il video A stessa femmina, che è stata una mia hit neomelodica, visualizzazioni, successo, la canto sempre ogni volta. Quindi La stessa femmina, una mia canzone che canto con Raffaele, da Prendimi così, e la lanciamo al tuo grande pubblico, a quelli che amano la vostra trasmissione. La voce al telefono è sempre più dolce per me. La notte è più bella due giorni parlando con te. Parole, pensieri, respiri ci fanno volare. A te non ti importa più niente, nemmeno l'età. Lo sai che non dormo se prima non parlo con te. La tua buonanotte mi toglie quei dubbi che ho. Dici ti amo, ma crederti io non lo so. Forse mi piace davvero la tua ambiguità. La stessa femmina è che la ci ha fatto innamorare, e sta nascondendo in mezzo a noi tra una bugia e una verità. La stessa femmina perché che spinti cuore va passare quando fa amore insieme a me, troppo parla sempre te. No, non voglio una storia a metà, è da mia e mi voglio sposare, solo tempo ragione ce l'ha. La stessa femmina è per noi l'unico amore che ci sta. In nostra guerra è solo lei che vincerà. Vorrei che domani finisse, ma adesso è così. È lei che comanda il mio cuore e la mia volontà. Ho quanti progetti e una casa, un figlio con lei. Amore, non vedo futuro se tu non ci sei. La stessa femmina è che la ci ha fatto innamorare, e sta nascondendo in mezzo a noi tra una bugia e una verità. La stessa femmina perché questi cuore va passare quando fa amore insieme a me, troppo mi parla sempre te. No, non voglio una storia a metà, è da mia e mi voglio sposare, solo tempo ragione ce l'ha. La stessa femmina è per noi l'unico amore che ci sta. In questa guerra è solo lei che vincerà. No, non voglio una storia a metà, è da mia e mi voglio sposare, solo tempo ragione ce l'ha. La stessa femmina è per noi l'unico amore che ci sta. In questa guerra è solo lei che vincerà.
Digifoto Art, servizi fotografici, riprese e montaggio audio-video, sviluppo e consulenza tecnologie informatiche, comunicazione, organizzazione eventi e spettacoli. Per contatti 334 93 83 903 oppure 333 41 55 960 www.digifotoart.it. Ci puoi trovare anche su Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Digifoto Art, It's Media, It's Art. E siamo di nuovo qua in compagnia di chi a Napoli? Ma chi è Napoli? Tra di noi. Io, tu o il regista? No, allora, io. Napoli facciamo la Digifoto Art. La Digifoto Art. E tu sono io. E tu sei tu. E tu sono io. Io sono tu. Okay. E tu? E tu sei tu. E tu? Non ci proviamo. E niente, siamo qua. Vabbè, con un altro tuo brano. No. Sì, adesso ci vai a ascoltare, sì, tocca a te anche a te tocca. Ah, no, tocca soprattutto tocca a me. Tocca a tutti, anche a te, nella vita prima o poi tocca sempre a te. È un piacere che questa volta tocca a me, no? È un piacere che deve toccare a me. Scusa, perché una volta ogni tanto, giusto per, no, dai. A sto giro tocca a me, tocca a me, poi a te, un po' alla volta tocca a tutti. Mamma mia, non fare questi discorsi. No, stiamo allegri, restiamo allegri. Certo. Che brano è? Ma non lo canti da solo questo, vero? So che sei. Tu vuoi presentare quello? Allora quell'altro, quello, perché ritorna con noi. Giusto, perché proprio oggi, è venuto apposta un'altra volta. Ci è venuto a trovare. Di nuovo. È un vero piacere. Sì, colui che è stato con noi di nella prima trasmissione. No, perché lui l'ha detto. Ha detto io ritornerò, non è che è nata canzone. No, lui l'ha detto la prima trasmissione che lui ha fatto l'ospite, che è stata una bella mesura. Esatto. Ha detto e si è riproposto per una prossima volta. Certo. Ha detto un arrivederci, mica ha detto ciao, ha detto arrivederci. Ciò vuol dire che è tornato. E però è tornato qua per presentare con me una canzone, canzone di un grande artista della canzone napoletana, Enzo Di Domenico, un successo, però questa volta riproposta in chiave Michele Armenise, perché la canta a modo mio. Ovviamente. E logicamente Mauro Figli! Voilà! E siamo di nuovo qua. Buonasera a tutti, è un piacere essere di nuovo qua insieme a voi. Io adesso canterò questo bellissimo però non devi cantare proprio, sei rimasta così. No, perché perché lui ha detto se io mi metto un altro vestito non mi riconosceranno, quindi è giusto che vado col vestito dell'altra modifica, ma quella maglia io già la conosco, non è la maglia, è Mauro Figli. Ha detto giusto, comunque mi fa piacere essere di nuovo qui in questa trasmissione insieme a Michele, che vi proponiamo questo brano che io ho avuto il piacere e l'onore di cantare questo brano insieme a lui in questo lavoro discografico che si chiama? Che si chiama? Il brano e il lavoro il brano e ti faccio vedere, però ma questo sono io. No, sono io. Ecco. Scusa, questo sono io te. No, sono io. Questo sei tu. Comunque, e allora sta da noi, cioè io e questo sono io. La grandezza di Domenico. Sì. Certamente. Allora vi lascio a tutti e due. Vabbè, io mi metto qui sul mio salottino e vi ascolto. E io ti faccio vedere. E voi mi fate vedere. Siediti là, che ti faccio vedere, io ti faccio vedere. Siediti là. Lascio il microfono a Mauro.
vengono da scuola di luminosità, maestro figlio mio, ogni parola recita colore Pietro Spici, belle signore amici, ogni parola è Dio, ogni parola è luce. Io ci provo, papà, e ti faccio vedere la mamma com'è bella, e ti faccio vedere gli occhi di mia sorella, e ti faccio vedere il sole in un bicchiere, io ti faccio vedere. Insieme a donne, quando la libertà si accende nelle vene, come a tuoi coetanei, papà, tuoi amici con la pelle, pronti alle scappatelle, come se non fossi tuo padre. E io come se non fosse figlio a te, ma ci provo, papà, e ti faccio vedere tua moglie com'è bella, e ti faccio vedere gli occhi di mia sorella, e ti faccio vedere il sole in un bicchiere, io ti faccio vedere. Ti faccio vedere. Andiamo, papà, vieni, che la che non vedo con l'occhio tuo, lo faccio vedere io con l'occhio mio. Vieni, dammi la mano. E ti faccio vedere dove finisce il canto. E ti faccio vedere e ti faccio vedere il mondo in un bicchiere, io ti faccio vedere. C'è tanto sole qui nel mio bicchiere. E ti faccio vedere, una bella canzone, un vecchio successo di Enzo Di Domenico. Bene, io ringrazio di vero cuore l'artista Mauro Ghini che mi ha dottor Racci, ma grazie di cuore. Alla prossima. Ciao. E adesso? Ritorniamo qui ancora con un brevissimo stacchetto pubblicitario. Ci voleva. Digifoto Art.
Servizi fotografici, riprese e montaggio audio-video, sviluppo e consulenza tecnologie informatiche, comunicazione, organizzazione eventi e spettacoli. Per contatti 334 93 83 903 oppure 333 41 55 960 www.digifotoart.it. Ci puoi trovare anche su Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. DigiFotoArt, It's Media, It's Art. Ed eccoci qui con un'artista molto estrosa, fantasiosa, si chiama Zia Wilma. Ciao! Ciao Nancy, io mi presento, sono Zia Wilma, una drag queen emergente, sono in questo campo da circa più di un annetto che lavoro in proprio, perché prima lavoravo con agenzie di animazioni, nei campeggi e adesso mi sono un po' fermato, poi ho ripreso e in serbo ho fatto nascere con il mio amico Umberto Sanselmo che mi ha aiutato il mio primo lavoro discografico. Quindi questo è il tuo primo lavoro discografico che ci presenti stasera, perché ci sono dei brani, giusto, che canterai adesso subito dopo l'intervista dal tuo primo lavoro, che come si chiama il titolo del lavoro? Allora, il lavoro si chiama Accominciamo a così, capitolo primo. Sono un CD di 6 cover di canzoni antiche napoletane in versione dance, così anche il popolo giovane può apprezzare la musica antica napoletana. Una bellissima cosa fare questo accostamento, perché giustamente portarlo anche ai giovani. E quindi, come tu già ci hai detto, hai iniziato quindi con la tua attività in che modo prima di questo CD, giusto? Allora, prima del CD ho iniziato in villaggi turistici. Cosa facevi? Cantavi? Ti esibivi? Tu? Sì, solo come drag queen, insomma. Qual è stato il tuo inizio proprio? Allora, all'inizio è stato dietro nell'elettroscena facendo il costumista. Mi piaceva il travestimento, il gioco, c'era una ragazza che era brava nel make-up. Perché non facciamo uno spettacolino? La cosa mi è piaciuta. Poi ho detto, vabbè, ma fermiamoci un po' perché devo nascere proprio come personaggio come si deve. Certo. Ed è nata Zia Wilma. Ecco, perché Zia Wilma questo nome? Posso chiederlo? Insomma, è una curiosità. Allora, sinceramente a me mi piace, ho sempre seguito l'abbigliamento della grandissima artista Wilma De Angelis. E mi piaceva anche come lei si approcciava, come si vestiva e quant'altro, allora perciò Zia Wilma. Ti sei ispirata a lei, ecco perché quindi Zia Wilma. Era una curiosità, penso mia, anche di tutti i telespettatori. C'hai progetti futuri oltre il nuovo lavoro discografico? Non lo so, serate, idee, qualcosa che vuoi realizzare? Allora, come progetti futuri realizzare qualche videoclip sulle mie canzoni per farle conoscere anche di più, e non solo, anche portare in più visibilità il mio canale YouTube con tutte le cose divertenti di Zia Wilma anche nella vita quotidiana. Vogliamo dire dove troviamo Zia Wilma? Logicamente i tuoi contatti, sia Facebook, YouTube, un pochino, dove ti possono trovare i nostri telespettatori per approfondire di più, insomma? Allora, ho un contatto su Facebook con pagina Wilma Drag Show, che stesso da lì mi possono arrivare al YouTube, perché c'è un'iscrizione, iscriviti al canale e potrete vedere tutte le novità di Zia Wilma.
Bene, quindi c'hai questo contatto YouTube, Facebook, c'è anche una tua pagina, immagino, un pochino per chi ti vuole contattare. Cosa vuoi dire ai nostri telespettatori prima di lasciarci, perché ovviamente ci lasciamo con l'intervista, però poi ascolteremo i brani in cui si esibirà. Un saluto particolare, poi ci dici i brani che ci ascoltare. Ora pensiamo, un saluto particolare, bella che la faccia bella, con l'occhio bello, una stella sì, mua. Ecco, è più di così che dirvi. Va bene, prima di salutarvi quindi io faccio dire i titoli dei brani che vai a cantare ed esibire. Allora andremo a cantare E non sta bene e Spingulo francese. Ah, benissimo, sarà molto, molto particolare, quindi non lo so, ti salutiamo, spero di rivederti presto, ti auguro tantissimo successo, noi del programma Io Napoli e tu, logicamente, ti salutiamo, andremo in onde su TV Morgan, salutiamo quindi anche TV Morgan, la MDN Cante 20, il nostro regista Davide Guida che sta al di là della telecamera e ci saluta con un bacio, logicamente, e lasciamo ai bellissimi brani di Zia Vilma. A voi, Zia Vilma, a dopo. Dalla casa, viene venenne, spingulo francese. Lui ha una manietto dalla casa, viene venenne, spingulo francese. Mi chiama una figliola, quando spingulo mi dai con un turnese. Mi chiama una figliola, quando spingulo mi dai con un turnese. Quando spingulo mi dai con un turnese. Ehi, che songano poco vaziosa, subito mamma carinda sta casa, a chi va belle spingola francese, a chi va spingola schivo. Ehi, che songano poco vaziosa, subito mamma carinda sta casa, a chi va belle spingola francese, a chi va spingola schivo. Da 3-4 vase, lo dongo tutte, spingola francese. Di chi si tu ma da 3-4 vase, lo dongo tutte, spingola francese. Perché vase non vanno portoso, e poi chiengere spingolo paese. Perché vase non vanno portoso, e poi chiengere spingolo paese. E poi chiengere spingolo paese. Ehi, che songano poco vaziosa, subito mamma carinda sta casa, a chi va belle spingola francese, a chi va spingola schivo. Ehi, che songano poco vaziosa, subito mamma carinda sta casa, a chi va belle spingola francese, a chi va spingola schivo. Bella, con l'occhio bello, che faccia bella, una stella sì. Tu che ti fondi stella, mi pungi il cuore e mi fai morire. Aveva ma scusa fino a mezzo, ma tu dicetti mo tengo da
da fare. Lo sai che a Roccaraso devo andare, insonnato per sia, che mi importa di scusare. Se non sto bene, se una figlia che Maria mi spacca il cuore, ma fucile che Maria. E non ti faccia sì, tu scattessi, se tu resti con me, tu compri su, si può trovare se povera a te, scattessi, non tu compri su, del tuo se io me ne frega un frem. Lasciato tu per me, che me lo troverà come te, te scuro sì che sei bella, certamente non ti sposo più un brum. Bocca, che bella bocca, che tieni in bocca, ma che ne fa? Quando guardi questa bocca che tieni in bocca mi hai detto no. Mi fai parlare solo come un pazzo, tu preferisci anime non tu cuore, che batte pazzo e palpita d'amore, vuoi partire per sia, e mi involvi e non sta bene. Si naviglia che Maria, mi spacchi il cuore, ma fucile che Maria. E non ti faccia sì, tu scattessi, se tu resti con me, tu compri su, si può trovare se sei povera a te, tu scattessi, non tu compri su, del tuo se io me ne frega un pre. Lasciato tu che da me lo trovo da me che te, ti assicuro sì che sei bella, certamente non ti sposo più un brum. Chiagni, ma perché chiagni, di che lo chiagni, che chiagni lo fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisce, mi piace. Temi tu cupolone pantalone e scarpetine più verso a pelana. La donna che mi puglia la sottana non è donna, sai cos'è? È una papera questa. Se non sta bene, se la figlia mi spacchi il cuore, ma vedrei e non ti faccia sì, tu scattessi, se tu resti con me, tu compri su, si può trovare se sei povera a te, tu scattessi, tu compri su, del tuo se io me ne frega, lasciato tutto per da me lo trovo la meglio te, ti assicuro sì che sei bella, certamente non sposo più, come al solito, con vero, non la vedo. Vedo asciuttissimo proprio, come un bembè. Allora pulito e asciutto. Ma che sono una foto da pubblicità, però. Allora lui, sì. No. No, sono asciugate tutte le lacrime. Allora, comunque la lacrima scendeva perché era per dirvi che mi dispiace lasciarvi per la terza volta. Sono 3 volte che sono che vi lascia. Però torna, ecco. Quello è il problema, che torna. Come che quello è il problema, che vi lascia. Però poi torna. Sai, la gente non può bene a me. Certo che lo so. Allora, con vero piacere. È un vero piacere che poi torna. Diciamo, ma perché ci sta facendo il giovane? No, dico sì, che la gente sicuramente come quando torna. Vabbè, e adesso invece ci salutiamo. Qui tornerai tu, tornerò io per la 4ª puntata. Però adesso mandiamo. Sta casa aspetta a te. Madonna. Sì, questa casa vi aspetta sempre qui. Io. Napoli. E tu. Ciao.
che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me, io mi innamoro così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando lo guarda così, sicuro tu ti senti morire, non mi dici no e non mi fai capire, ma perché è dimma una moda solo, sicuro tu stai tremando, dilla che mi vuoi bene con me, voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che io non ho avuto mai, non bene così grande. Stai tremando, dilla che mi vuoi bene con me, voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non hai avuto mai,